Ci troviamo nelle aree in concessione al terminal traghetti del porto di Vado Ligure ed esattamente sul pontile Bricchetto, che a causa delle mareggiate degli ultimi anni ha subito diversi danni strutturali all'impalcato. L'obiettivo di questa commessa è il ripristino delle opere strutturali del pontile e il potenziamento delle predisposizioni impiantistiche a servizio dell'intero terminal traghetti. Ad oggi sono in corso le seguenti lavorazioni: la prefabbricazione dei massi guardiani che costituiranno la protezione del piede della futura banchina, la demolizione dei due impalcati maggiormente danneggiati, che sono il primo in radice e l'ultimo intestato. In questo momento è in corso la demolizione proprio dell'ultimo impalcato e successivamente ci sarà il salvamento dei massi naturali che costituivano la scogliera di protezione delle banchine nella vecchia configurazione a giorno. I mezzi impiegati per la demolizione sono prevalentemente scavatori dotati di martello demolitore, pinze troncatrici e, come vedete alle mie spalle, anche, ove necessario, pontoni con gru per la movimentazione dei mezzi. Durante le attività di demolizione, per il contenimento e il confinamento dei possibili rifiuti, vengono impiegate delle barriere galleggianti che consentono il confinamento e il recupero integrale del materiale più leggero che galleggia sulla superficie e per consentirne il suo successivo smaltimento a discarica. Dove non c'è potenziale rilascio di materiali e di rifiuti leggeri non vengono posizionate le barriere galleggianti. Il materiale più pesante invece, che si adagia sul fondo, viene recuperato mediante dragaggi mirati anche con l'impiego di sommozzatori. Tutto il materiale recuperato viene poi smaltito a discarica o reimpiegato nelle attività di ricostruzione della banchina. I lavori sono iniziati nell'aprile quest'anno, la durata contrattuale è di 390 giorni naturali consecutivi, pertanto la fine lavori prevista contrattuale è il 21 aprile 2024.